avvicendamento importante alla guida del tavolo regionale dell'imprenditoria fra il presidente Milza di Confcooperative e il presidente Cavini di CNA, in una tradizione che vede appunto alternarsi le diverse associazioni alla guida del tavolo, che per la regione ovviamente è una componente fondamentale delle relazioni con il mondo imprenditoriale emiliano-romagnolo, dentro anche alla cornice ovviamente del patto per il lavoro e patto per il clima. È stata anche l'occasione per focalizzare alcuni obiettivi su cui stiamo lavorando insieme, dal tema della competitività della nostra manifattura, che in questo momento è oggettivamente una delle priorità assolute, anche dentro a una revisione di alcuni parametri europei che hanno penalizzato in questi anni la competitività del nostro sistema produttivo, ma ovviamente senza perdere di vista i temi della transizione ecologica. Dall'altra parte anche lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle nostre imprese, le priorità infrastrutturali, quindi moltissime tematiche, e poi anche un metodo che vogliamo rendere ancora più concreto, ancora più fattivo, per definire insieme non solo i principi e le strategie generali, sulle quali è anche relativamente semplice in Emilia Romagna trovare l'intesa, ma poi anche come attuarli, i principi concreti, le azioni concrete che dobbiamo mettere in campo ogni giorno. Sì, il TRI è un grande esercizio di mediazione all'interno del sistema delle imprese, forse unico sul territorio nazionale perché rappresenta 14 associazioni imprenditoriali, che vuol dire l'80% del sistema produttivo di questa regione e il 70% dei lavoratori, pari a 1.800.000 lavoratori. Quindi è un esercizio che va avanti da 30 anni, un esercizio che vuole portare a sintesi quelli che sono i bisogni delle imprese e creare una relazione strutturata, positiva, proattiva con appunto le istituzioni. E questo è il lavoro che è stato fatto in questi 2 anni. Abbiamo dato anche in questa occasione degli spunti penso positivi alla regione su cui lavorare, a partire dal patto per il lavoro e per il clima, e il presidente Cavini penso che saprà portare avanti questo lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni. Il TRI dell'Emilia Romagna chiaramente è un tavolo estremamente importante per il numero delle associazioni che ne fanno parte, ma soprattutto il numero degli addetti che rappresenta. Noi sicuramente in questo mandato, in questi 2 anni che presiederemo il tavolo, daremo sicuramente un impulso su tutte quelle che saranno le sfide che avremo davanti, e cioè parlo della transizione ecologica e digitale, parlo della messa in sicurezza del territorio, parlo delle grandi infrastrutture che sono da fare, parlo anche della formazione, un tema molto importante, e soprattutto quello che è l'imprenditoria giovanile e femminile. Quindi questo mix di queste sfide che abbiamo davanti saranno sicuramente l'orizzonte del nostro tavolo, del nostro lavoro per il prossimo mandato.